Continuano le segnalazioni dell'Associazione Mare Amico di Agrigento che fa capo al dottor Claudio Lombardo, molto attivo in tal senso. Oggi è la volta di Agrigento nel tratto compreso tra la spiaggia della Misita, il fiume Naro e Punta Bianca. Si nota un evidente arretramento del profilo della costa causato dal grave fenomeno chiamato erosione costiera. Le cause sono molteplici, alcune di natura generale, come le mutazioni climatiche che portano all'innalzamento dei mari o alla riduzione dell'apporto delle sabbie attraverso i fiumi cementificati. A tutto ciò si aggiungono le cause locali, come l'alterazione delle correnti marine provocate dalle opere del mare. Quindi, per Claudio Lombardo di Mare Amico, dopo il caos Zingarello e Dresi, ora anche la Misita è stata aggredita dall'erosione. È necessario che la nuova amministrazione comunale solleciti il governo regionale ad affrontare questo grave problema, altrimenti tra qualche anno ci ritroveremo senza alcuna spiaggia fruibile. L'iniziativa di Mare Amico danno seguito a quelle già fatte in campo ambientale relative all'olio dei frondoi a mare, a quelle delle discariche abusive, in particolare a San Leone, dove è stato trovato di tutto. L'erosione costiera è un fenomeno diffuso, soprattutto nella fascia sud della Sicilia. Le cause sono diverse. L'aumento della temperatura a livello planetario che ha provocato l'aumento della massa del mare e quindi un innalzamento del mare, ma anche la riduzione dell'apporto detritico attraverso i fiumi ed infine anche tutte le opere a mare. Tutto questo ha modificato la situazione di equilibrio e quindi si è acuita questa erosione costiera. La zona costiera dell'Agrigentino è da sempre molto danneggiata da questo fenomeno erosivo. Ricordo il caos, anche il Viale delle Dune, Zingarello, Drasi ed ora anche la Misita. Dalle immagini si vede chiaramente che il mare è andato avanti e ha iniziato a far perdere metri, in questo caso di terra, di terreno e di spiagge. Il mio è un appello, il nostro, quello di Mare Amico, è un appello al sindaco, all'amministrazione di Agrigento per confrontarsi con la Regione Sicilia al fine di fare un piano contro questa erosione, perché non facendo niente perderemo ancora dei metri di spiaggia balneabile. Brevemente, ecco, voi avete sempre anche puntato il dito sulle tante discariche abusive che fioriscono giorno dopo giorno. Sì, questa purtroppo è una costante del Sud Italia e non solo del Sud Italia. Bisogna monitorare, bisogna controllare, bisogna aumentare le fototrappole al fine di far desistere questi incivili con delle multe. Le multe sono sostanziose, sono di 600 euro per il cittadino qualunque e una denuncia penale per le imprese che fanno tutto ciò. Ma anche i cittadini debbono collaborare. Quando vediamo qualcuno che abbandona i propri rifiuti in posti vietati, bisogna segnalare, bisogna che tutti aprano gli occhi se vogliamo che diminuisca questa situazione.